modo più tragico le ricerche dei 2 giovani scomparsi dal lunedì nel Veronese. L'auto è stata ritrovata in una scarpata a 3 rovi vicino a Affi, dentro i corpi senza vita di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. Continuano le indagini sul pestaggio del primario di ginecologia di Padova. 2 giovani coinvolti all'origine dell'aggressione. Un folle scatto d'ira forse per una sbandata del medico sul monopattino. Rubano una gondola nel cuore della notte all'Accademia e si mettono ai remi al contrario, finendo contro il pontile CTV. Protagonisti 2 turisti francesi, danni per 15.000 euro. Omicidio a Treviso e agguato a Serravalle. Stamane comitato ordine e sicurezza in prefettura, riflettori puntati sul mondo dell'edilizia tra appalti rubati e lavoro nero. A quasi 4 anni dalla tempesta Vaia, Belluno è il punto sui piani comunali e l'organizzazione delle emergenze nel corso della settimana nazionale della protezione civile. Allarme povertà, lanciarlo lo CGIL che stima siano oltre 660.000 residenti nella nostra regione a rischio. Temiamo che in questo inverno dovranno scegliere i cittadini se acquistare il cibo o scaldarsi. L'azienda ospedaliera di Padova festeggia il traguardo dei 3.000 trapianti di rene e le toccanti testimonianze che raccontano i progressi fatti a 34 anni dal primo trapianto. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, la cronaca in primo piano. Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dei 2 giovani scomparsi dal lunedì nel Veronese. L'auto sulla quale viaggiavano è stata ritrovata in una scarpata a 3 rovi nella superstrada che collega il Garda ad Affi, dentro i corpi senza vita di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. L'auto è stata ritrovata questa mattina, distrutta e nascosta dalla vegetazione, in un dirupo a lato della superstrada che collega Affi a Castelnuovo. Dentro i corpi senza vita di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda della scomparsa dei 2 giovani svaniti nel nulla dal lunedì notte, dopo una serata in un locale sulle Torricelle di Verona. Le indagini ora dovranno accertare che cosa sia accaduto. Al momento l'ipotesi che pare più probabile è che siano rimasti vittima di un incidente stradale scoperto solo questa mattina casualmente da degli operai che si erano fermati per un problema al furgone e hanno notato la vettura. Nessun segno di frenata sull'asfalto. Si sono infrante le speranze dei familiari e di quanti stavano partecipando alle ricerche dei giovani. Sofia Mancini, 20 anni, di Costermano, e Francesco D'Aversa, 24, originario di Taranto e residente a Verona, si conoscevano da poco e probabilmente lui la stava riaccompagnando a casa. I loro cellulari erano stati agganciati da una cella di Calmasino. Poi, più nulla. Subito erano scattate le ricerche anche con droni ed elicotteri, fino al tragico epilogo, questa mattina. E continuano le indagini sul pestaggio in strada del primario di ginecologia di Padova. Sarebbero 2 i giovani coinvolti. Sarebbero 2 i ventenni coinvolti nel pestaggio del primario di ginecologia dell'ospedale di Padova, aggredito sabato sera mentre stava percorrendo in monopattino via Trieste. L'autore materiale del pestaggio è un ventenne di origine serba, già identificato e indagato per lesioni personali. In macchina con lui un amico alla guida che ora rischia l'accusa di favoreggiamento. Il primario Roberto Tozzi ha presentato denuncia in procura. Il dottore è stato ricoverato per 3 giorni in azienda ospedaliera nel reparto di chirurgia maxillofacciale per curare la frattura periorbitale e allo zigomo, giudicata guaribile in una quarantina di giorni. L'aggressione sarebbe scaturita da uno scatto d'ira del giovane serbo che si sarebbe scagliato sul primario che stava guidando il monopattino e che forse avrebbe leggermente invaso la corsia di marcia da cui proveniva l'auto dei 2 giovani. Anche il questore di Padova, Antonio Sbordone, parla di un triste episodio isolato di violenza metropolitana che non può essere collegato invece a quanto sta accadendo in Piazza Duomo con le risse sempre più frequenti nel fine settimana. A Padova ci viviamo tutti e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone e dei ragazzi sono assolutamente tranquilli e si respira un clima di assoluta serenità. In questo ci si mettono però delle persone che obiettivamente disturbano e dobbiamo fare di tutto per arginare questi fenomeni. Io francamente non ritengo che siamo a questo, cioè che le esigenze richiedano un presidio fisso, anche perché se lo mettessimo fisso in Piazza Duomo non potremmo passare da qualche altra parte.
Credo che dobbiamo attenzionarla meglio probabilmente e lo faremo Piazza Duomo, ma abbiamo altre criticità di cui parlate voi, parliamo tutti, si commentano, alcune sono anche più gravi di Piazza Duomo, pensiamo a tutta l'area della stazione. Ed ora andiamo a Venezia per un incredibile gesto di due turisti francesi che nel cuore della notte hanno rubato una gondola all'Accademia e si sono messi ai remi al contrario, andando ripetutamente a sbattere contro il pontile ACTV. Danni alla gondola, poi recuperata dalla polizia per 15.000 euro. Hanno rubato una gondola dallo stazio dell'Accademia e si sono messi a remare in pieno Canal Grande a Venezia. Non essendo affatto dei gondolieri e non avendo alcuna esperienza di laguna né ai remi, la logica conseguenza è stata quella di andare ripetutamente a sbattere in modo rovinoso contro le rive e il pontile ACTV dell'Accademia. Due turisti francesi sono ora nei guai. Sono stati fermati dalle volanti della Questura di Venezia e alla richiesta di spiegazioni hanno risposto che volevano semplicemente andare a fare un giro. È un episodio che è davvero incredibile, quello che si è consumato nella notte appena trascorsa a Venezia. La gondola, di proprietà di Roberto Bognolo, gondoliere professionista, era ormeggiata per la notte all'Accademia e non a San Tomà e ha riportato danni per circa 15.000 euro. Si tratta di un fatto piuttosto grave subito dal mio cliente, che è un noto gondoliere veneziano. È per questi motivi che lui intende perseguire fermamente i responsabili di questi fatti, sia in ambito penale che in ambito civile, anche ai fini del risarcimento e del ristoro di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e soprattutto morali patiti. Il proprietario della gondola è stato avvisato con una telefonata intorno alle 3:30 di oggi che la gondola era stata ritrovata, anche se con numerosi strisci, ammaccature e danneggiamenti di vario genere. Per fortuna sono stati notati da un gruppo di fiossi che lavorano allo stazio del Danieri in riva degli Schiavoni. Fiossi è il termine con cui in dialetto vengono chiamati i tirocinanti gondolieri. Li hanno fermati fino all'arrivo del personale della questura e delle volanti. I turisti francesi sarebbero stati ai remi per oltre un'ora prima di essere scoperti. Dopo gli episodi di violenta criminalità dei giorni scorsi, questa mattina a Treviso, un vertice cui hanno preso parte il prefetto Angelo Sidoti, il sindaco Mario Conte e vertici delle forze dell'ordine della città, riflettori puntati sulla sicurezza e regolarità del lavoro nel mondo dell'edilizia. A Treviso una rissa sfociata in omicidio, a Serravalle un agguato finito a colpi di forconi e mazze. Un termometro, quello della violenza nel territorio, che nel giro di una settimana segna gradi molto più che preoccupanti. L'omicidio di Fiera e l'aggressione di Vittorio Veneto, due tragiche e distinte storie di cronaca che raccontano di uno stesso spaccato sociale, legato ad ombre e vulnerabilità di un settore lavorativo, quello dell'edilizia. Una spia questa che ha visto accendere anche l'attenzione del Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, svolta questa mattina una speciale riunione in prefettura a Treviso a cui hanno preso parte il prefetto Angelo Sidoti, il sindaco Mario Conte e i vertici delle forze dell'ordine della città. Abbiamo preso spunto dai due episodi di rissa, purtroppo anche con una persona deceduta avvenuti nei giorni scorsi, per fare un quadro generale della situazione della sicurezza e anche legato al mondo dell'edilizia. Controllo sulla sicurezza e regolarità del lavoro nel mondo dell'edilizia, capitolo questo che aveva già siglato un incontro nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi, durante un incontro anche sui temi della sicurezza sul lavoro, ANCE, associazioni dell'artigianato e sindacali, avevano richiamato la nostra attenzione su quel mondo dal punto di vista della necessità di controlli sulla sicurezza sul lavoro nero, lavoro irregolare, e da quel punto di vista infatti sono stati già previsti ulteriori controlli. Controlli intensificati anche nei luoghi più sensibili del territorio, un presidio fitto e capillare che ha permesso un intervento tempestivo negli ultimi episodi di criminalità. L'intervento delle forze di polizia è stato immediato e tempestivo, quindi assicurando l'identificazione e poi arresto o deferimento di stato di libertà all'autorità giudiziaria dei presunti responsabili.
Rimaniamo a Treviso, sale sull'autobus senza biglietto, 23enne condannato a 7 mesi dopo aver sputato in faccia ad un controllore della MOM. Il presidente Giacomo Colladon negli ultimi procedimenti penali per aggressione ai nostri verificatori è sempre stata riconosciuta la resistenza a pubblico ufficiale con pene che si stanno alzando come le richieste risarcitorie. Chi pensa di farla franca si sbaglia. Senza biglietto su un bus della MOM, sputa in faccia il controllore, condannato a 7 mesi di reclusione e al pagamento di 3.000 euro. L'episodio è accaduto il 12 giugno del 2019 su un bus della linea urbana 3 da Treviso a Silea. Il controllore, impegnato nell'attività di accertamento dei titoli di viaggio, chiede ad un 23enne straniero il biglietto. Questi risponde di essere abbonato ma di non avere con sé l'abbonamento. Il controllore gli spiega che, come prevede il regolamento, deve stilare un verbale e che il viaggiatore ha poi 10 giorni di tempo per esibire il proprio abbonamento che porterà all'annullamento del verbale. Alla richiesta delle generalità però scoppia il finimondo. Il giovane minaccia il controllore, cerca di farsi largo a spintoni tra la gente ed infine sputa per 3 volte in faccia al controllore, danneggiando poi la porta per uscire. Dopo la denuncia ed il processo è arrivata la sentenza. Il 23enne è stato condannato a 7 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, al pagamento di 3.000 euro di danni non patrimoniali in favore del verificatore e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, quantificate in oltre 3.400 euro più oneri. Un segnale importante della giustizia, commenta il presidente di MOM Colladon. Aggressioni, insulti, danneggiamenti, l'azienda denuncia e va fino in fondo, conclude. Tra l'altro si tratta di episodi frequenti. Attualmente MOM ha pendenti 17 procedimenti penali in attesa di giudizio per fatti analoghi. Aveva chiesto un risarcimento per oltre 1 milione di euro, lo Stato gliene ha riconosciuti solo 300.000, una beffa per Elvo Zornita, ingegnere bellunese residente ad Azzano Decimo, uscito a testa alta dalla vicenda giudiziaria che nel 2004 lo vide indagato perché sospettato di essere una bomber. La prova regina, la manomissione in laboratorio di un lamierino, scagionò completamente Zornita, al quale l'inchiesta stravolse la vita per sempre. Assistito dal legale di fiducia, l'avvocato Maurizio Paniz, Elvo Zornita ha chiesto i danni per quell'accusa giudicata infamante e quella prova costruita per farlo condannare. La valutazione del Tribunale Civile di Venezia ha quantificato il risarcimento in 300.000 euro, insufficiente per l'avvocato Paniz che ha impugnato e presentato ricorso. La prossima udienza è stata fissata per gennaio. Quasi 4 anni fa, fra il 28 e il 29 di ottobre, sulla provincia di Belluno e le aree limitrofe del nord-est si scatenò Vaia, l'evento meteorologico più estremo di sempre. Se ne è parlato diffusamente in questi giorni durante la celebrazione della Settimana Nazionale della Protezione Civile per una verifica puntuale dei piani comunali dell'organizzazione in caso di emergenze. Un disastro fra i più gravi di sempre, più dell'alluvione del 66, di quella del 2010 e di altri eventi estremi registrati nel Bellunese. Danni per quasi 2 miliardi di euro. La tempesta Vaia, che si scatenò fra il 28 e il 29 ottobre di 4 anni fa, è diventata materia di studio anche per ciò che ha insegnato in termini di prevenzione. Su tutti il lavoro in rete fra i soggetti chiamati ad intervenire in situazioni che il cambiamento climatico sempre più traduce in vere e proprie emergenze. È stato fondamentale, no? Nella parte di previsione. È stato fondamentale per aver salvato la vita veramente a delle persone sul territorio. Vaia è stata utile per testare il funzionamento delle strumentazioni indispensabili nei soccorsi. I ponti radio e i telefoni non funzionavano più, i ponti radio perché le batterie erano terminate e era impossibile riuscire ad andare ad alimentare questi ponti. Questo ci ha insegnato che ci siamo organizzati e dovremo fare degli investimenti ancora per il futuro su questo tipo di problematica. Se ne è parlato diffusamente nel corso della Settimana Nazionale della Protezione Civile appena andata in archivio. Negli ultimi 4 anni le cose sono cambiate decisamente, ma servono ulteriori sforzi. Abbiamo fatto degli investimenti noi e anche le altre forze in campo per adeguare le postazioni, ma certo che in montagna ne abbiamo tantissime. Noi come Soccorso Alpino ne abbiamo 27 e i costi di investimento sono veramente importanti, quindi dobbiamo farlo con una gradualità.
Allarme povertà anche in Veneto, a lanciarlo la SPI-CGIL che stima siano 665.000 i residenti nella nostra regione a rischio. Alessandro Chiavelli, segretario della SPI di Padova, temiamo che molti quest'inverno dovranno scegliere se acquistare il cibo o riscaldarsi. Noi avevamo già denunciato che con l'autunno, quindi siamo in pieno autunno, moltissimi cittadini, quei 665.000, ma noi ne stimiamo sicuramente ancora di più per quello che sta accadendo, non saranno in grado di pagare le bollette, oppure dovranno decidere tra alimentarsi o riscaldarsi, e quindi ricreando una situazione che la nostra generazione ha sentito solo raccontare. È la SPI-CGIL a lanciare l'allarme povertà anche per il Veneto, la regione locomotiva del ricco nord-est che si trova a fare i conti con un numero di residenti sotto la soglia di povertà in aumento di anno in anno e dati preoccupanti che registrano un più 57% rispetto al periodo pre-pandemia. Tra i più penalizzati gli anziani, soprattutto quelli con pensioni inferiori ai 1.000 euro mensili, che in Veneto sono più di 350.000. Dai sindacati la richiesta di misure immediate di sostegno. Intanto di intervenire sulla speculazione che secondo noi in questi mesi è stata assolutamente non presa in particolare considerazione, e dopo devono essere fatti interventi di tipo economico proprio per evitare una situazione economica sociale spaventosa, io dico proprio spaventosa. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio, parliamo di caro energia. Francesco Rucco, come presidente della provincia di Vicenza, sostiene le 1.000 piccole e medie imprese del Vicentino che hanno scritto alla presidente della Commissione europea e al capo dello Stato Sergio Mattarella chiedendo interventi immediati. L'energia è cara, l'economia è scarica. Oggi il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, sostiene le 1.000 piccole e medie imprese vicentine che hanno scritto al capo dello Stato, Sergio Mattarella, e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. È necessario che l'Europa, ma anche il governo italiano, intervenga e tratti questa situazione come una vera e propria emergenza alla pari di quella che è stata la pandemia con il Covid. Quindi strumenti straordinari che possano dare sostegno alle aziende, risposte in tempi brevi, ma soprattutto un tetto e un intervento economico per il sostegno alle famiglie, alle imprese, per salvaguardare appunto il futuro di questo Paese. In realtà le aziende vicentine avevano già segnalato nel giugno del 2021 ai parlamentari e agli europarlamentari veneti il rischio di uno shock energetico che poi si è puntualmente verificato. Oggi il nuovo governo dovrà affrontare prioritariamente il problema dei costi di elettricità e gas. I parlamentari hanno il compito precipuo di rappresentare i vicentini sia in Europa per i parlamentari europei che per i parlamentari nazionali al governo e quindi in Parlamento. Ci vuole uno strumento efficace e immediato, c'è già un ritardo consistente, si doveva intervenire prima, questo va detto al governo uscente. Aspettiamo che il nuovo governo adotti delle misure straordinarie in accordo con l'Europa. L'azienda ospedaliera di Padova festeggia il traguardo dei 3.000 trapianti di rene. Ecco due testimonianze che raccontano i progressi fatti a 34 anni dal primo trapianto. Grazie al fatto che ha sia midollo che rene mio e non deve sottostare alle terapie antisoppressive, che non è cosa da poco, ecco, per un paziente. Spero che questa nuova cosa possa portare dei cambiamenti magari nella scienza. Giorgia, 19 anni, ha ricevuto un rene da papà Alessandro che qualche anno fa le aveva donato anche il midollo per curare un'altra patologia. Il trapianto è avvenuto appena 5 giorni fa. Poi c'è Claudia, 29 anni, campionessa di rugby subacqueo. Un anno fa scopre per caso di avere una grave insufficienza renale. Grazie alla mamma Nicoletta, che ad agosto le ha donato un rene, non deve più sottoporsi alla dialisi. Quando all'inizio si parlava del trapianto e quindi ti dicevano l'essere attesa è 3 anni, effettivamente dice sì, li posso fare, ma
era lunga la prospettiva di vivere 3 anni così, quindi effettivamente la possibilità che mi ha dato di farlo molto prima è stato liberatorio. Quando mi hanno detto che appunto che avevo passato, che il rene che avevo dato era una Ferrari, e quindi il giorno stesso che gliel'hanno messo, 2 ore dopo funzionava perfettamente. 2 storie che raccontano i progressi fatti dall'azienda ospedaliera di Padova, che dal 1988 al 2022 ha effettuato 3.000 trapianti di rene. L'innovazione che abbiamo visto in queste storie è sulla rapida ripresa del donatore. Naturalmente avete visto sia il papà di Giorgia che la mamma di Claudia, che sono assolutamente in buona salute, e ci confermano che la donazione da vivente permette di riprendersi molto rapidamente, anche solo dopo pochi giorni. In 34 anni numerosi traguardi in cui spesso Padova è stata capofila, come la possibilità di donazione da donatore vivente o con un gruppo sanguigno diverso. Il progresso più importante è stato proprio l'incremento di attività, perché siamo passati da 15 trapianti all'anno a adesso 180 trapianti in un anno. Stanno continuando con successo le attività di prevenzione nell'ambito dell'Ottobre Rosa per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di effettuare gli screening. Sicuramente il Covid ci ha un po' fregato tutti, cioè ci ha portato la testa da altre parti, no? Adesso con fatica riusciamo a riorientare un po' il nostro pensiero anche sulle altre malattie, quindi insomma la prevenzione dei tumori è come dire, un fatto che delle volte quasi riscopriamo, ma invece è centrale, è un livello essenziale di assistenza con cui porti a casa salute, ma soprattutto vita di persone. Stanno continuando con successo le attività di prevenzione nell'ambito dell'Ottobre Rosa per sensibilizzare la popolazione, le donne in particolare, sull'importanza di effettuare screening e controlli al seno. Anche grazie alla capillare attività del Vaporetto Rosa, che quest'anno sta toccando le zone della laguna più complicate da raggiungere, e del camper, che invece si dedica agli appuntamenti in terraferma. Una rete che sta diventando sempre più ampia. La cosa che talvolta più ci mette un po' in difficoltà è la spontaneità della proposizione da parte di enti, di privati, di associazioni nel mandare avanti momenti aggregativi, manifestazioni in cui ci chiedono di essere. Non è facile stare dietro a tutti questi momenti in un territorio poi tra l'altro un po' diffuso come quello dell'Austria, perché da Chioggia fino a Quarto Altino corre lungo la gronda lagunare, anche un po' lungo da raggiungere e da arrivare. Ecco, però vedo che ormai si è consolidato in maniera importante nella cultura generale questo momento. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie di averci seguito, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Correnti più umide sud-occidentali interessano il nord, portando molte nubi ma piogge blande o del tutto assenti. Vediamo come sarà la previsione sul nostro territorio. Sul Veneto la grafica di venerdì 21 ottobre ci mostra che la giornata non sarà baciata dal sole. Avremo cielo coperto dappertutto e non si escludono delle precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini e in maniera irregolare anche le zone pianeggianti centro-settentrionali. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, stesso contesto, cielo in prevalenza nuvoloso, anche in questo caso poi dal pomeriggio saranno possibili delle piogge a carattere sparso. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui nuvolosità diffusa, come ci mostra la nostra cartina, verso sera e nella notte prime precipitazioni. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.